Leggo alcune domande ricevute nella costruzione della retta dei numeri è fissata all'origine, poi numeri positivi crescenti verso destra. E se un ragazzo mette la freccia anche verso sinistra, che dirgli? Cioè, è un doppio orientamento? Questa è una domanda. Allora, forse posso rispondere subito. No, l'orientamento deve essere uno e la freccia deve essere una. Tra le due semirette che troviamo quando abbiamo fissato l'origine, ne dobbiamo scegliere una e quella è. Possiamo scegliere verso destra o verso sinistra come direzione privilegiata, ma deve essere una sola. Ok, vado con la domanda 2. È giusto rappresentare una retta a tratto continuo senza specificare che tra due numeri naturali ci sono quelli razionali e quelli irrazionali? La linea continua si tratta in terza, questo è. Sì, questa appunto è la ricchezza che c'è nel rappresentare i numeri sulla retta. Naturalmente se parliamo di numeri naturali, ho detto prima, sorgono spontaneamente contando gli oggetti, quindi forse non è così naturale andare a posizionarli sulla retta, abbiamo bisogno di, ho usato prima, segmenti, quindi di concetti geometrici, però una volta che abbiamo posizionato questi numeri, la domanda di cosa c'è in mezzo, la retta è piena di punti e invece i numeri che noi abbiamo messo sulla retta sono lì, sono dei punti isolati, distanti l'uno dall'altro, è diciamo una cosa che porterà naturalmente a introdurre poi le frazioni e anche i numeri irrazionali che dicevo prima sono un concetto molto profondo. Quindi la retta in sé contiene tutte queste cose e possiamo procedere per gradi a individuare alcuni punti sulla retta che sono i numeri naturali o gli interi relativi e poi andare a mettere quei punti che corrisponderanno ai numeri razionali e vedere che poi questo non è neanche sufficiente a riempire tutta la retta, ma bisognerà utilizzare qualcosa di più raffinato che sono i numeri irrazionali. Ecco, il terzo punto è il numero 0, secondo molti libri di testo, appartiene all'insieme Z dei numeri relativi. È corretto? Come trattare lo 0 dato che non ha segno? Allora, lo 0 è lo 0 e basta, quindi non ha un segno. In realtà come ho detto prima, possiamo pensare che sia nell'insieme dei numeri naturali, fa comodo utilizzarlo anche per cominciare a rappresentare i numeri naturali sulla retta. Qui è più un problema di linguaggio. Spesso noi ci riferiamo a numeri che sono positivi o strettamente positivi o non negativi e così via. Allora, dovremmo dare un significato preciso a ciascuna di queste parole che ho usato. In generale, il fatto che un numero sia positivo è legato anche a una relazione d'ordine che è implicita nell'orientamento della retta. Il fatto di introdurre la retta orientata, così come abbiamo fatto, quindi con una freccia sola, si porta dietro anche l'ordinamento dei numeri. È facile riconoscere un numero maggiore di un altro perché diciamo che è maggiore se sta a destra dell'altro, quindi non importa se è positivo o negativo, basta che stia a destra dell'altro. Allora, poi sta a destra nel senso che sta proprio strettamente a destra o può anche coincidere e questo diciamo, lo usiamo in matematica scrivendo maggiore, stretto o maggiore o uguale. Allora, dire che un numero, per esempio, è strettamente positivo significa che vale la disuguaglianza, il maggiore di 0 con la disuguaglianza stretta.
Spesso quando si dice solo positivo si intende maggiore o uguale a 0. Allora, con lo stesso criterio, anche possiamo dire negativo dicendo minore o uguale di 0 o strettamente negativo mettendo minore stretto di 0. Allora, se dico positivo o negativo in questo senso, lo 0 è sia positivo che negativo, perché è maggiore o uguale di se stesso e anche minore o uguale di se stesso. Quindi il fatto che un numero sia positivo o negativo dipende dal fatto che verifichi quella disuguaglianza. Il numero è maggiore o uguale di 0 o minore o uguale di 0. Se invece parlo di numeri strettamente positivi o strettamente negativi, lo 0 non è né strettamente positivo né strettamente negativo, perché non verifica la disuguaglianza 0 maggiore di 0 e tantomeno 0 minore di 0. Quindi è anche questa una questione soprattutto legata al linguaggio che dobbiamo definire all'inizio. Adesso io ho parlato di positivo e strettamente positivo, legati al maggiore uguale o maggiore stretto. Alcuni invece usano la definizione di positivo legata alla disuguaglianza stretta e non negativo legata alla disuguaglianza con l'uguale anche. Quindi è più una questione di stabilire all'inizio cosa si intende per positivo e strettamente positivo oppure positivo e non negativo. Ecco, quindi dipende. Quindi non c'è una risposta, è il mettersi d'accordo. Il mettersi d'accordo. La matematica, ecco, questa è un'altra cosa importante da sottolineare. La matematica è una convenzione. Quello che ho fatto fino adesso, forse ho tentato di accennarlo, ma forse non sono riuscita a dirlo chiaramente, è un desiderio anche di far vedere che tutto questo è una convenzione. Adesso ho detto metto la retta orizzontale, la oriento verso destra, ma potrei metterla verticale e orientarla verso il basso. In qualche modo stabiliamo delle convenzioni e ci muoviamo poi all'interno di quelle convenzioni. Possono essere cambiate, ma se le cambio solo io, poi alla fine mi capisco solo con me stessa. Ecco, quindi la matematica, prima abbiamo visto un po' di storia dei numeri relativi, il fatto che usiamo il più e il meno è perché evidentemente a un certo punto è risultato comodo così. Potremmo tranquillamente, invece di scrivere il meno davanti, continuare a fare come faceva Bombelli e metterci una M davanti. Sarebbe la stessa cosa, però la storia ha voluto che le cose andassero così. Su questioni più di matematica più raffinate si va molto anche a mode, ma è sempre stato così nella storia. Un matematico più potente di un altro fa prevalere il suo gusto per una determinata cosa. È così. E quindi ci sono le convenzioni che hanno tante origini. Nella matematica dall'inizio del Novecento in poi, fino all'Ottocento, inizio Novecento, devo dire che uno degli obiettivi è quello di semplificare al massimo le notazioni, le strutture, di andare proprio un po' all'essenza delle cose. Una cosa che mi piace dire ai miei studenti è che i matematici sono le persone più pigre del mondo, quindi scelgono sempre la cosa che fa fare meno fatica, quindi scrivo il meno possibile, per esempio. Questo fa un po' ridere perché lo sanno tutti in realtà che ai matematici piace fare fatica a fare i conti, a scrivere le dimostrazioni, spesso sono molto faticose, però dico spesso ai miei studenti è una fatica che porta a risparmiare tanto tempo e tanta fatica. Quindi in realtà nella matematica come la facciamo adesso, magari tra 100 anni sarà diversa, sicuramente uno
degli obiettivi è semplificare il più possibile e scegliamo sempre le strade più comode. Penso lo facciate anche voi, se date un'espressione agli studenti e c'è quello che comincia a fare le operazioni nell'ordine così come sono scritte, non è mai la cosa più comoda da fare, dove per più comodo si intende più rapido. Gli chiedete di applicare le proprietà dell'addizione, della sottrazione e così via, per trovare la strada più breve per arrivare al risultato. La strada più breve è quella, diciamo, che fa fare meno fatica in teoria. La fatica si fa prima nell'imparare tutto il resto. E quindi anche nelle notazioni, nelle cose, certo, sono delle convenzioni che a volte sono anche giochi di potere, derivano da giochi di potere, ma devo dire nell'ultimo secolo la matematica ha cercato proprio una semplificazione anche nelle notazioni e nelle proprietà che si utilizzano. Un'osservazione da Rovigo è che sentono la necessità di confrontarsi sulla realizzazione di prove autentiche, scrivono, che si rendono necessarie, per la certificazione delle competenze, in particolare come costruire prove che evidenzino i 4 livelli della scheda di certificazione delle competenze, quindi sono molto legati a questa. Ecco, e lo stesso da Padova, come ultima cosa, anche qui segnalano un po' sostanzialmente che diciamo interesserebbe che venissero fatte le proposte strategiche didattiche innovative al di là insomma un po' dei contenuti generali, ma ecco certo, questo sicuramente è uno dei motivi per cui ci incontriamo oggi. Naturalmente appunto le cose che vi presento non sono certo cose nuove che scopriamo oggi o recenti, ma l'idea è quella di presentare un filo logico che possa guidarci nella costruzione di qualche attività, laboratorio che conduca a costruire delle competenze su questo. Questo secondo me deve essere appunto l'argomento di discussione che svilupperemo magari attraverso il forum. Così. Io non insegnando appunto nella scuola, appunto lei ha parlato di certificazione una scheda di certificazione delle competenze, non so neanche di cosa sia, lo dico anche con un po' di imbarazzo, però ecco, mi piacerebbe molto riuscire a uscire da questa attività di quest'anno con delle proposte che nascano proprio dai partecipanti a questa attività e che poi possano essere anche messe in pratica, se non immediatamente, magari nel futuro, e possano essere argomento di discussione magari l'anno prossimo a esperienze fatte. Quindi invito tutti a provare a pensare da soli, in gruppo, mi sembra una bella occasione anche per cominciare a confrontarsi su queste cose, a pensare a questo tipo di attività, come possono essere implementate. Qui mi sembra che qualcuno in sala qui durante l'intervallo ha portato anche delle esperienze proprie di cose già fatte in classe in questa direzione. E possiamo tranquillamente utilizzare il forum per discutere su questo. Bene, ci sono altre domande qui in sala forse? Ma, la posso considerare retta anche se non ha tratteggio, oppure è solo una mancanza? Perché io con i ragazzi quando fanno gli assi cartesiani mi insisto sul fatto del tratteggio finale, perché altrimenti è un segmento orientato. Si può considerare retta? Sì, indipendentemente dal tratteggio? Sappiano, sì. Può stare tranquillo. Grazie. Secondo me basta che loro sappiano che non finisce lì, ecco, che si può continuare, ecco. Sì. Va bene, allora se non ci sono altre osservazioni direi che possiamo andare avanti. Allora eravamo arrivati a rappresentare i numeri sulla rete, avendo messo dei numeri a destra e a sinistra abbiamo introdotto appunto
un segno, i numeri positivi e i numeri negativi. I numeri positivi hanno il più davanti e i numeri negativi hanno il meno, e questo indica da che parte stanno sulla retta. Allora adesso abbiamo questi simboli più e meno che già conosciamo, perché fin dalla prima elementare siamo abituati a usarli per indicare l'addizione e la sottrazione. Ci tengo a sottolineare che l'addizione e la sottrazione, come le conosciamo dalla scuola elementare, sono operazioni aritmetiche. Adesso il segno più indica anche, se sta davanti a una cifra, non la chiamo numero ma una cifra, indica che quel numero sta a destra o in quella semiretta che è la semiretta dei numeri positivi. Il segno meno, sempre davanti a una cifra, indica che siamo a sinistra o sulla semiretta dei numeri negativi. Però appunto più e meno indicano anche delle operazioni. Quindi possiamo dare un significato alla somma tra numeri relativi. Un numero relativo, diciamo, possiamo anche indicarlo come un numero naturale, è quello che abbiamo fatto fino adesso, con un segno davanti, e quindi possiamo chiederci che cosa significa sommare nell'insieme dei numeri relativi. Ci sarà un significato per la somma di un numero positivo e un significato per la somma di un numero negativo. Allora, sommare un numero positivo, quindi sommare più n, il numero più n, avrà lo stesso significato che avevamo nell'insieme dei numeri naturali. Se siamo sulla retta, sappiamo che sommare un numero naturale significa fare quel numero di passi verso destra. L'unica differenza è che se adesso partiamo dall'insieme dei numeri relativi, vuol dire che posso partire da un qualsiasi numero relativo, sommare un numero positivo vuol dire fare quel numero di passi verso destra. Qui per esempio, partendo da -2, sommiamo 5 e facciamo 5 passi verso destra. Cosa significa sommare un numero negativo? Beh, intanto lo diciamo, significa fare il numero di passi che c'è scritto nella cifra verso sinistra. Quindi se io parto da -2 e sommo il numero -2, faccio 2 passi verso sinistra. E continuiamo a indicare la somma con il simbolo più. Per cui se dovessi scrivere tutto, ma questo è anche quello che si fa, mi pare, abitualmente, quando si comincia a lavorare con i numeri relativi, si indicano i numeri relativi con il loro segno ben scritto davanti, tra parentesi, e in mezzo si scrive l'operazione di somma. Quindi qui abbiamo -2 tra parentesi più -5 tra parentesi, e qui abbiamo -2 tra parentesi più -2 tra parentesi. E abbiamo dato un significato a questo. Se dovessimo pensare di nuovo a concretizzare queste operazioni con dei concetti pratici che possano essere utilizzati per un laboratorio, per qualche attività, possiamo sempre vedere i numeri positivi come crediti, i numeri negativi come debiti, anche in termini monetari. Aggiungere un credito significa aggiungere un numero positivo, aggiungere un debito, se devo rappresentarlo graficalmente, vuol dire che
vado indietro o, richiamando appunto dei concetti noti, sottraggo qualcosa e vado a sinistra. Però su questa cosa della sottrazione, come ho detto prima, vorrei ritornare dopo. Quindi questa azione di muoversi verso destra o muoversi verso sinistra è coerente con quello che facciamo se dobbiamo appunto rappresentare un credito o un debito a partire da una certa situazione. Quindi adesso ha senso sommare due numeri relativi. Adesso qui con n indico sempre un numero naturale e i numeri relativi li rappresento come un numero naturale con il segno davanti. Quindi ho, per esempio in questa prima formula che vedete scritta, abbiamo il numero relativo più n al quale sommiamo il numero relativo meno n. Facendo questa somma con la regoletta che abbiamo detto prima, parto dal numero più n, faccio n passi verso sinistra e finisco nello 0. Questo vale qualunque sia n. Allora, dato un numero naturale, un numero intero positivo, questo numero che è sommato al numero stesso da 0 si chiama opposto. Allora l'opposto del numero più n è meno n e lo scriviamo e possiamo scriverlo in questo modo qui. L'opposto di un numero lo scriviamo mettendoci un meno davanti. Perché facciamo questa cosa di mettere il meno per indicare l'opposto? Adesso nell'ultima riga avete scritto meno, parentesi, più 3. Con quella scrittura lì intendo che sto prendendo l'opposto del numero più 3 e questo è uguale, c'è scritto, al numero relativo meno 3. È la definizione di opposto. Se torniamo... Sì, mi scuso, ma chi ascolta dalle sedi, diciamo, collegate non sente le domande che vengono fatte, quindi sì, preferirei mantenere, diciamo, casomai discutiamo un attimo dopo. Questo è, adesso l'ho presentato così, e questa è quasi una definizione che viene calata dall'alto, cioè quello che non volevo fare inizialmente. Torniamo alla retta. Come può essere vista questa cosa? Adesso stavamo parlando, appunto, partivamo dal numero più 3. Allora ci mettiamo qui. Abbiamo detto c'è un numero che sommato a questo mi porta nello 0. Vabbè, lo scopro presto qual è questo numero. Cosa devo fare? Devo fare 3 passi verso sinistra per arrivare nello 0. Allora, vuol dire che al numero 3 devo sommare il numero, al numero 3 più 3 devo sommare il numero meno 3 per finire nello 0. Questo lo chiamo opposto, ma se guardo bene la retta così come l'ho disegnata, la parola opposto non è tanto strana, perché il numero meno 3 dove sta rispetto al numero più 3? Sta dall'altra parte dello 0, alla stessa distanza, quindi da un punto di vista geometrico questo opposto è il simmetrico del numero rispetto all'origine. Adesso qui c'è un legame un po' con la geometria, richiamiamo altri concetti, ma è un concetto importante. Adesso vedremo anche perché sottolineo questa cosa dell'opposto.
Allora, torniamo al nostro opposto. Siamo partiti da un numero, torniamo pure qua sulla retta. Adesso per parlare di opposto siamo partiti da un numero intero positivo e abbiamo scoperto che il suo opposto è un numero intero relativo che sulla retta è proprio il simmetrico. Ma la stessa cosa potrei farla partendo da un numero negativo, per esempio da -2. Cosa gli devo sommare per arrivare a 0? Devo fare 2 passi verso destra. Quindi il numero più 2 è l'opposto del numero -2. Ecco, quindi qui avevo fatto l'esempio sempre con 3. Quindi, siccome parliamo di simmetria e di numero di passi che si possono fare verso destra e verso sinistra per arrivare allo 0, scopriamo che l'opposto c'è per qualunque numero intero relativo. Ed è facile farlo, basta prendere lo stesso numero, siamo abituati a dire lo stesso numero cambiato di segno, non è una cosa proprio rigorosamente corretta dire così, è più corretto vederlo sulla retta e prendere il simmetrico rispetto all'origine. Comunque possiamo dire che l'opposto di -3 è +3 e qui è un esempio con un numero particolare, ma la stessa cosa vale per qualsiasi numero negativo. Qui ho messo in evidenza questa cosa che -3 è l'opposto di 3 ed è il simmetrico, ma anche 3 è l'opposto di -3 perché è sempre il simmetrico di -3 rispetto all'origine. Allora, adesso col segno meno stiamo indicando ancora una cosa. Indichiamo l'opposto di un numero. Avevo usato questa notazione, guardate questa qui per esempio, -3 significa -3 è il numero relativo, metto le parentesi, se ci metto un meno davanti sto indicando il suo opposto. Allora, il segno meno l'avevamo attaccato a quei numeri che mettevamo nella semiretta di sinistra, adesso il segno meno indica anche l'opposto. In più, quando c'è un'addizione c'è anche una sottrazione in qualche modo, quindi il segno meno e in più il meno lo usiamo già dalle elementari per scrivere la sottrazione, quindi il segno meno comunque indica anche la sottrazione. Allora, per quante cose facciamo e per quante cose nuove impariamo in matematica, quelle vecchie devono comunque rimanere. Quindi se parliamo di sottrazione, naturalmente ci deve essere la sottrazione tra numeri naturali che abbiamo imparato a fare alle elementari. Quindi, andando a ripescare le cose che conosciamo dalle elementari, è immediato, se ci mettiamo sulla retta, sapere che se facciamo la sottrazione n meno m vuol dire che parto dal numero n e faccio m passi verso sinistra. Se ho solo i numeri naturali, più a sinistra di quel pallino nero che ho messo non posso andare, ma se sono negli interi relativi posso andare anche a sinistra dello 0 e quindi non ho più quella restrizione che mi veniva dal poter fare la sottrazione n meno m solo nel caso in cui m è strettamente minore o uguale di n. Quindi possiamo dire che fare la sottrazione, sottrarre un numero positivo, significa fare tanti passi quanti ce ne sono scritti nel numero verso sinistra. Adesso
sottrarre un numero negativo, abbiamo imparato prima con l'addizione, si somma un numero positivo, si va da una parte, e quando sommo un numero negativo vado dall'altra. Allora adesso, se faccio la sottrazione, userò lo stesso principio. Se sottraggo un numero positivo vado verso sinistra, e se sottraggo un numero negativo non abbiamo scelta che andare verso destra. Quindi adesso forse non è neanche il caso di entrare troppo in dettaglio di questo, è abbastanza naturale arrivare a questa cosa qui. Volevo invece soffermarmi sul fatto che adesso il segno meno indica un'altra cosa ancora, anche la sottrazione. Arriviamo qui. Sono tutte cose che potrebbero essere approfondite, discusse, eccetera, però vorrei andare diciamo, su alcuni punti particolari. Adesso abbiamo appunto questi due simboli, il più e il meno, che indicano tante cose, e questa è una cosa che in matematica proprio non ci piace molto. Vogliamo essere sempre chiari, vogliamo che un simbolo indichi una cosa senza possibilità di sbagliarci e senza ambiguità. Quindi adesso dobbiamo uscire un po' da questa difficoltà in cui il più e il meno stanno indicando tante cose. Abbiamo imparato come si possono fare queste cose, indicare i numeri sulla retta, fare le addizioni, indicare i numeri sulla retta, fare le addizioni, trovare l'opposto, fare la sottrazione. Vediamo se riusciamo a togliere un po' di cose in modo che quei simboli indichino una cosa soltanto e non ci sia ambiguità. Allora, il simbolo più. Qualcuno avrebbe potuto dirmi anche prima, ma perché aggiunge il più davanti a un numero per indicare i numeri positivi? In fin dei conti quello che dobbiamo fare è identificare i numeri che stanno a sinistra dello 0, quelli a destra li lasciamo scritti così. Ed effettivamente è quello che possiamo fare. Lasciamo cadere quel simbolo più davanti ai numeri positivi. Quindi se scriviamo un numero senza scrivere nulla davanti, intendiamo che quel numero è positivo. Quindi se scrivo 5 vuol dire che scrivevo più 5. E anche questo lo si fa nella scuola, appena si introducono i numeri relativi si scrive il più, poi a un certo punto, quando i ragazzi cominciano ad avere dimestichezza con i numeri relativi, si smette di scrivere quel più e si lascia come unico significato per il simbolo più quello di somma. Questo mi pare che sia una cosa che si fa abitualmente. Allora, per il simbolo meno, e qui non è che possiamo fare la stessa cosa, perché il simbolo meno ci serve davvero a identificare i numeri negativi. I numeri negativi abbiamo bisogno di indicarli con il loro segno scritto davanti. Però ci sono alcune osservazioni che abbiamo già fatto e che ci vengono un po' in aiuto in questo. Abbiamo già osservato prima che se prendiamo un numero positivo, adesso qui guardate questa seconda riga qui, abbiamo già osservato prima. Partiamo da un numero positivo e qui ho scritto apposta il simbolo più davanti per enfatizzare questo. Se lo scrivo tra parentesi e metto un meno davanti, ha il significato di prima di essere l'opposto di un numero positivo. Adesso abbiamo detto, va bene, il più non lo scriviamo
non lo scriviamo, lo facciamo cadere, quindi scriviamo il meno e poi questo numero tra parentesi, continuiamo a intendere che facciamo l'opposto del numero. Ma abbiamo scoperto prima, abbiamo verificato prima che l'opposto di un numero positivo è quel numero negativo, adesso in questo caso l'opposto dei 2, abbiamo visto prima, è meno 2, devo andare a prendere il simmetrico rispetto all'origine ed è questo numero qui. Quindi la scrittura del numero negativo meno 2 si porta con sé anche l'idea che il numero meno 2 è l'opposto del numero 2. Quindi con quel meno davanti avremo memoria non solo del fatto che quello è un numero negativo, ma che è l'opposto di un numero positivo. Una piccola osservazione, qui il numero meno in questo tipo di scrittura sicuramente non può intendere la sottrazione perché mi manca il numero davanti, quindi l'unico significato che può avere in questo tipo di scrittura qui, le uniche cose possibili sono qui che sia l'opposto e qui che sia il segno che c'è in quel numero lì. Quindi i numeri negativi possiamo identificarli come quei numeri che sono gli opposti dei numeri positivi e questo ci permette di unificare due significati del segno meno. Ancora con la sottrazione, vediamo che cosa ho scritto qui. Ho scritto 5 meno, tra parentesi, il numero 8. Allora, cosa intendevo scrivere? Intendevo scrivere la sottrazione, che dal numero positivo 5 sottraggo il numero positivo 8. Abbiamo dato prima un significato a questo. Parto da questo punto qui e faccio 8 passi verso sinistra. Ma per le cose che abbiamo detto prima sulla somma non cambia nulla se noi interpretiamo questa operazione in questo senso qui. Pensiamo a questa operazione come 5 più il numero negativo meno 8. Allora la sottrazione la leggo non più come un'operazione in sé, ma la sottrazione non è altro che l'addizione di quel numero, dell'opposto di quel numero che, se non ricordo male, si chiama no, non mi ricordo più come si chiama, comunque meno 8, è l'opposto del numero che vogliamo sottrarre, ok? Ecco, e la stessa cosa l'abbiamo scritta, c'è scritta qui sotto anche se sottraggo un numero negativo. Qui ho scritto il numero meno 1 meno un numero negativo, che è meno 4 in questo caso. Qui ho dimenticato di scrivere un passaggio, quello che volevo scrivere era che fare questa operazione è meno 1 più, aperta parentesi, meno l'opposto del numero meno 4, che diventa 4, e quindi sto facendo meno 1 più 4. Allora, capisco che queste cose, adesso io le ho raccontate a voi, non le ho raccontate a dei ragazzini di prima media e neanche di terza media. Però sono cose che penso che con dei giochi si possano un po' scoprire con questi passi a destra e a sinistra. Il fatto di fare 5 meno 8 o 5 più meno 8 e mi dà la stessa cosa
in fin dei conti in qualche modo gli insegnate a fare queste cose qui, gli insegnate delle regole però, gli dite che meno per meno fa più. E questa è una cosa che appunto scende un po' dall'alto, questa che scrivere meno fa più. Questo è un modo di vedere se faccio 5 meno 8 o 5 più meno 8 con le regole che ci siamo detti prima, che quando faccio meno un numero positivo faccio i passi verso sinistra, oppure se faccio più un numero negativo devo sempre fare i passi verso sinistra, e diventa un po' una esperienza del fatto che fare meno 4 è come fare più 4, provando con le regole che ci siamo dati prima che il risultato è lo stesso. Quindi io appunto non parlo a voi come parlerei a un ragazzino di prima media, questo diciamo vuole essere solo un'idea per arrivare a dire bene, in realtà poi partendo da qui uno potrebbe tranquillamente andare a vedere che quelle che siamo abituati a vedere come proprietà della sottrazione sono nient'altro che le proprietà dell'addizione applicate in questo contesto qui. E allora l'operazione è una sola dal punto di vista algebrico, è una sola, ci sono solo le proprietà dell'addizione e qui si conferma appunto la pigrizia dei matematici che quindi devono studiare solo le proprietà dell'addizione e non quelle della sottrazione. La stessa cosa poi si potrebbe fare per il prodotto, per il quoziente, con la stessa idea che l'operazione da un punto di vista algebrico con le sue proprietà è il prodotto. Le proprietà che in realtà sono delle regolette comode per fare i calcoli, scusate, del quoziente si ricavano da quelle del prodotto. Naturalmente ci sono tanti distinguo da fare. Dal punto di vista aritmetico le operazioni sono 4, se devo fare un conto a un certo punto la sottrazione devo saperla fare, così come devo fare la divisione a un certo punto devo farla. Però soprattutto quando devo manipolare espressioni lunghe, per non parlare poi del calcolo letterale, devo avere in mente quelle che sono le proprietà algebriche che mi consentono di fare i conti nel modo più pulito, più semplice possibile. E allora sono le proprietà che mi vengono in aiuto, ma potrei usare solo quelle dell'addizione e solo quelle della moltiplicazione. Questo lo dico anche perché penso che forse talvolta ci sia un eccesso di regole, formule che si devono imparare. Nel tempo poi magari i ragazzi confondono, si ricordano che c'è una proprietà associativa, una proprietà distributiva, ma magari la applicano in un contesto sbagliato. Ecco. Quindi limitare un pochino le proprietà, le proprietà fondamentali da utilizzare e sapere che poi si sviluppano meglio nelle proprietà anche, ma come conseguenza di quelle proprietà fondamentali, può aiutare a non confondersi. Questo faccio un esempio su tutti, qui non ho neanche scritto ed è un po' fuori contesto perché riguarda soprattutto la divisione. Nei primi anni in cui insegnavo rimanevo qualche volta esterrefatta perché vedevo spesso scrivere questa cosa, 1 fratto
x più y, dove x più y era scritto tutto al denominatore, uguale 1 fratto x più 1 fratto y. Questa è una cosa che a tanti studenti piace. Dicevo, ma da dove viene questa cosa qua? Poi mi è capitato così di sentire qualcuno che ripeteva le proprietà della moltiplicazione, le proprietà, dice la proprietà distributiva del prodotto, la proprietà distributiva della divisione. E lì mi è venuto il sospetto. Quella è una proprietà distributiva della divisione applicata in maniera sbagliata. La proprietà distributiva della divisione vale solo se le cose stanno scritte sopra, non sotto. E quindi mi è venuto un po' il sospetto che a volte l'eccesso di utilizzo delle proprietà in tanti contesti qualche volta può confondere un po' le idee, mentre se uno ha ben chiaro che la proprietà distributiva è del prodotto, quell'errore lì non lo può fare. Ecco, questo magari è un po' un episodio così, però mi è capitato di riflettere su questa cosa. Ecco. Va bene, mi sembra che il tempo, io avevo preparato ancora un po' di cose, sì, forse vale la pena ancora che diciamo questo. Finora quello che abbiamo fatto ho fatto tutti gli esempi con dei numeri. Quando ho usato delle lettere ho detto n e m sono numeri naturali e ci ho attaccato un segno davanti per dire se erano numeri positivi o negativi. C'è un passo ulteriore a un certo punto in cui si passa al calcolo letterale. Nel calcolo letterale indichiamo, invece di usare i numeri, indichiamo delle lettere. Allora, per esempio, vabbè, qui ci sono scritte le proprietà dell'addizione nell'insieme dei numeri interi relativi e sono scritte utilizzando delle lettere. Qui A, B, C sono numeri interi relativi. Nella prima riga c'è scritta la proprietà associativa, nell'ultima riga la proprietà commutativa, poi nel secondo item qui c'è scritto l'esistenza dell'elemento neutro, e questa è la cosa su cui vorrei soffermarmi, è l'esistenza dell'opposto. Ecco, questa è la proprietà importante degli interi relativi, in realtà, l'esistenza dell'opposto. E adesso qui, questo discorso che abbiamo fatto su questo simbolo meno diventa particolarmente importante. Una cosa che questo davvero, anche molti studenti che all'inizio dell'università trovano come difficoltà, è che se io scrivo A per loro è un numero positivo e meno A è negativo. No, A è un numero intero relativo che può essere positivo o negativo, meno A è il suo opposto, quindi se A è positivo, se A è negativo, meno A è positivo. Allora, tutto questo discorso che ho fatto sul simbolo del segno meno, che è opportuno che almeno riserviamo questo significato di opposto, prima che di qualsiasi altra cosa, è molto legato a quest'idea qua, che quando passiamo al calcolo letterale, quello è davvero l'unico significato che gli possiamo dare. Va bene, io mi fermerei qui perché mi sembra che ci sarebbero altre cose da dire sulle moltiplicazioni, regole della moltiplicazione, ma non vorrei dirle troppo in fretta, quindi mi fermerei qui.
Adesso togliamo questa, però finiamo con questa che è diciamo, l'insieme degli interi relativi con l'operazione di somma e con le sue proprietà. Ecco. Io mi fermo qui e se avete domande, osservazioni possiamo continuare, ma magari al nostro interno, quindi chiudiamo di nuovo l'audio, no? 10 minuti. Come? Sì, possiamo rimanere collegati ancora 10 minuti, magari senza l'audio, così qui siamo più liberi di discutere e magari tra 10 minuti ci aggiorniamo, se ci sono domande da fuori rispondo direttamente.